Blitz nell'outlet della droga. A Vicenza le forze dell'ordine entrano in azione con 25 uomini, una maxi operazione di carabinieri e polizia locale per colpire pusher e tossicodipendenti che continuano a orbitare attorno a Campomarzo. Una grande macchina della sicurezza che punta a rispondere all'allarme degrado lanciato dai cittadini. E il Blitz funziona. Un nigeriano di 21 anni, pedinato dagli investigatori in Borghese a Santa Bertilla, viene sorpreso a cedere cocaina a un consumatore italiano che viene immediatamente multato con una sanzione di 400 euro. Lo spacciatore invece, rincorso e bloccato al Parc Cattaneo, viene arrestato. Stessa sorte per un altro nigeriano di 29 anni che passa cocaina a un cliente tra Viale Roma e Via Verdi. Anche in questo caso maxi multa al consumatore e pusher con in bocca 0,21 grammi di eroina arrestato. Entrambi gli arresti non vengono però convalidati, probabilmente perché, anche se colti in flagranza di reato, i due spacciatori hanno modiche quantità di droga, 0,32 grammi di cocaina il primo, 0,25 grammi il secondo. E qui emerge un problema politico, uno scollamento tra la volontà dei cittadini che da tanti, troppi anni, inascoltati, chiedono la certezza della pena e il codice penale e di procedura penale che non rispondono più al sentire del popolo. C'è da chiedersi cosa aspetta il Parlamento, organo legislativo composto da deputati e senatori che devono rappresentare i cittadini, a modificare leggi e codici per renderli più efficaci. Altrimenti anche l'impegno delle forze dell'ordine viene reso vano. Le ore di lavoro degli agenti, pagate con le tasse, in casi come questi, servono solo a produrre carte ignorate dai piccoli delinquenti. Uno dei due pusher era già stato fermato dalla polizia locale il 16 settembre, condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione a pagare 800 euro di multa. Oggi lo ritroviamo ancora a spacciare a Vicenza, ovviamente con addosso piccole quantità di droga per eludere la legge. I tossicodipendenti poi spesso sono vagabondi, nullatenenti e non pagano le sanzioni. In una situazione del genere anche i sindaci hanno le mani legate, le armi spuntate. Noi stiamo lavorando quotidianamente con tutte le forze di polizia in coordinamento per portare a casa i risultati contro lo spaccio e contro il consumo di droga. Evidentemente poi le norme non ci consentono di dare certezza alla pena e spesso queste persone si ritrovano a distanza di poche ore dagli arresti in libertà a ricominciare a delinquere. Questo è inaccettabile. Qualche mese fa ho scritto personalmente al Ministro dell'Interno Lamorgese, la quale non si è neppure degnata di rispondere a un sindaco di una città capoluogo o presidente della provincia. Abbiamo chiesto più risorse di personale, più forze di polizia e strumenti legislativi che diano la certezza della pena. Questo non è avvenuto, è inaccettabile.